Signori, sono qua. Il Movimento 5 Stelle è al rush finale. L'offensiva Beppe Grillo passa per le piazze, anche con 2 comizi al giorno, passa attraverso la rete tra app, blog e Facebook, strizza l'occhio agli imprenditori. Al centro del nostro programma c'è la piccola e media impresa. Immediatamente salvare le imprese. Il programma è semplice. Non l'ho fatto io, l'ho fatto i piccoli imprenditori, che io vedrò domani mattina qua a Treviso. Ed eccolo il leader del movimento che oramai Grillo stesso definisce comunità all'incontro promesso, organizzato dalla Confederazione delle Attività Produttive Italiane guidata da Massimo Colomban, ex patrona per Mastelisa. Non vorremmo avere più intermediari o barriere, vorremmo parlare direttamente col legislatore. Abbiamo fatto delle proposte di legge e pensiamo che da queste possa partire una involuzione e innovazione dell'Italia. Un centinaio di imprenditori e artigiani davanti a Grillo con proposte ben precise. Proprio qui a Nord-Est si fa l'agenda di governo con e per le piccole e medie aziende. Questo è un paese da rifare dalle basi, non solo dalla piccola e media impresa. Dalle basi. La piccola e media impresa ha l'urgenza perché è quella che tiene su tutta la baracca. Visto che la grande industria è sovvenzionata o in concessione. Quando un presidente della regione dice che il sistema economico veneto è finito, fa un'analisi così superficiale, senza considerare la valenza del piccolo imprese, della microimpresa, eccetera, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. Il Veneto, prosegue il presidente degli artigiani, non è solo Benetton. Qui siamo gente che lavora in mezzo agli operai, questi qui è gente che sta dentro. Io provengo da una piccola impresa. Mio padre era al tornio con i suoi operai. Qui, a Treviso, in una sfida praticamente frontale con la Lega Nord, in una Treviso quasi irriconoscibile. Non vi ho mai visto così se non ai tempi di Gentilini. Io non lo so che cosa vi sta succedendo in questa città. Io voglio che lo Stato si riprenda la scuola pubblica, l'acqua pubblica, si riprenda la sanità, si riprenda le concessioni autostradali invece di dare 1 miliardo e 3 ai Benetton. Bisogna... Un centinaio di imprenditori e artigiani oggi, 5.000 persone allo spettacolo comizio di ieri sera. Beppe Grillo riparte da Treviso con un bel bagaglio. Sulla città si è abbattuto un vero tsunami.